Buonasera a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento di Parole in un bicchiere 2023. Questa sera, innanzitutto, a nome mio e della Prologo di San Pietro di Feletto, un augurio, visto che oggi approfittiamo che è la festa della donna. Donne, tantissimi auguri, che il rispetto sia per 365 giorni all'anno, non solo oggi. Do il benvenuto e ringrazio per la presenza la dottoressa Rita Cascella, che mi sono un attimo informato su cosa ha fatto questa donna alla faccia della festa della donna. Allora, la dottoressa Rita Cascella, laureata in giurisprudenza all'Università della Sapienza di Roma, in archivista paleografo e in scienze delle pubbliche amministrazioni presso l'Università di Catania. A 25 anni ha vinto il concorso di commissario della Polizia di Stato con prima sede di destinazione Perugia. Nel 2001 ha assunto la direzione del commissariato di Polizia di Stato di Cisterna di Latina. Nel 2005 la dirigenza dell'ufficio del personale e del nascente ufficio tecnico logistico della Questura di Latina. In tale sede ha poi diretto l'ufficio immigrazione, ove ha curato il passaggio del permesso di soggiorno dal cartaceo a quello elettronico. Non si è fatta mancare nulla perché nel 2008 ha assunto la direzione del commissariato di Polizia di Stato di Terracina, nel 2014 la qualifica di primo dirigente, venendo assegnata alla Questura di Prato con l'incarico di dirigente della divisione anticrimine e ad interim quello di dirigente della divisione PASI della Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione. Nel 2017 ha assunto l'incarico di vicario di questore di Oristano per divenire dal maggio 2019 vicario del questore di Pesaro. Dal 2021 è vicario in Treviso. Complimenti. Questa sera però l'abbiamo qua a San Pietro di Feletto non in veste di commissario ma di autrice. Non entro in merito del libro perché lascio lo spazio a Sonia, alla quale va il nostro ringraziamento. Ringrazio in anticipo Marina De Carli e Damiano Bordignon che interverranno leggendo parti del libro. E un grazie a Alberto Padoin che accompagnerà con la sua chitarra appunto le letture. Parole in un bicchiere nasce coinvolgendo nel territorio del Feletto le cantine. Questa sera abbiamo ospite la cantina I Bambui di San Pietro di Feletto che dovrebbe arrivare anche il titolare, però non mi ha garantito la presenza in quanto stanotte partiva per il Piemonte per lavoro, quindi spera di sì, però per adesso non lo vedo qua, ma partiamo intanto. A questo punto, visto Festa della Donna e parlando della potenza delle donne, darei spazio al nostro sindaco Maria Assunta Rizzo. Buonasera a tutti e benvenuti. Do un saluto alle autorità presenti, il Marco Florio che è comandante dei Carabinieri della stazione di Conegliano e Claudio Malamace, comandante della Polizia Locale del Coneglianese. Benvenuti. Mi unisco anch'io, Presidente Arcangelo Marcon, ai ringraziamenti. Intanto ringrazio te, ringrazio la Proloco che avete organizzato questa serata e siete sempre dei collaboratori fantastici. E poi ringrazio anch'io la dottoressa Sonia Cascella per essere qui questa sera. E veramente grazie perché lei è un esempio per noi donne. Poi insieme a Sonia Ceschin ci racconterete del vostro libro. Ringrazio anch'io i lettori e chi è alla chitarra. Oggi 8 marzo, festa della donna. Direi che è un po' improprio chiamarla festa. Oggi è la giornata internazionale della donna.
istituita nei primi del Novecento proprio per ricordare le lotte che le donne hanno fatto in passato per avere qualche diritto in più che abbiamo oggi. Molto è stato fatto, ma credo che veramente tantissimo sia ancora da fare. Dicevo festa improprio perché finché ci sono ancora donne che subiscono violenza, finché ci sono ancora donne discriminate e chi non ha neanche diritto all'istruzione, lo vediamo in questi mesi cosa succede anche in Iran, veramente ci rendiamo conto di quanto veramente dobbiamo ancora fare. E la strada è sicuramente quella di sensibilizzare le nuove generazioni, i ragazzi, di portare rispetto verso le donne, ma direi rispetto in generale. E questo spetta a tutti noi fare questo, la società, ma soprattutto la famiglia. E l'esempio che noi dobbiamo come genitori, come mamma, mi metto dentro anch'io sono mamma, l'esempio che noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi. E speriamo veramente che crescano con una cultura diversa verso le donne. E noi siamo qua e cerchiamo sempre di combattere questa cosa, non solo oggi che è l'8 marzo, ma tutti i giorni dell'anno dobbiamo fare questo. E io spero veramente che un domani riusciamo ad avere quella vera parità, che non è dettata dalla legge che impone le quote rosa. Io sinceramente la legge personalmente non la condivido, perché veramente dobbiamo arrivare a quella parità vera per capacità, e qui ne abbiamo un esempio questa sera. Ecco, pertanto veramente io comunque a tutte le presenti vi auguro buona festa e speriamo veramente che cambi qualcosa nel futuro, ma tutti insieme ci dobbiamo mettere per fare questo. Prima di passare la parola, vedo che è arrivata il consigliere regionale Sonia Brescancin, che adesso magari ci darà un saluto. E io vi ringrazio e vi auguro buon ascolto. Prego, Sonia. Sì, inviterei Sonia Brescancin, consigliere regionale, che è un'altra donna affezionata a San Pietro di Feletto. Grazie, buonasera a tutti. Applausi. Allora vi ringrazio davvero di cuore per l'invito. Intanto quando mi chiama il presidente Arcangelo Marcon a nome della comunità di San Pietro di Feletto, poi il rapporto ottimo con il sindaco e con tutta la Proloco, e allora loro non si può non venire, perché a parte che organizzano incontri importantissimi, interessantissimi e quindi sicuramente di grande qualità, loro ci mettono davvero quella passione e quella credere in quello che si organizza e che si fa, che è veramente bello essere qua questa sera. Penso che il tema sia importante, io ormai sono affezionata del loro percorso culturale che fanno, è una Proloco che ha un'attenzione particolarissima e non è da tutti anche organizzare parole in un bicchiere, no? Un percorso prettamente culturale dedicato al mondo del libro, con tantissimi appuntamenti. Questa sera è un tema sicuramente significativo, ho ascoltato un po' le parole del sindaco adesso, io le condivido e penso che sia un tema soprattutto culturale, e per questo il fatto di portarlo avanti attraverso la presentazione di una pubblicazione, attraverso anche la musica che vedo qui alle mie spalle, sicuramente è un qualcosa di importante. Non parleremo più delle leggi o di altro quando arriveremo a che sarà, però penso che questo sia un percorso che va fatto anche con vari strumenti. Io per esempio non la penso proprio così, so che tante donne la pensano come te, io invece la penso un po' diversamente, ho evoluto il mio pensiero nel tempo sull'aspetto anche delle leggi. Comunque questo è molto importante, lavorare a 360 gradi su tutti i temi. La donna come anche gli uomini sono presenti nella comunità, nella loro vita personale, professionale e prima di tutto di studio, poi professionale, ma sono anche presenti come ruolo all'interno di una famiglia, di una comunità.
e quindi sul tema del lavoro, e sono tutti aspetti che devono stare in equilibrio per poter garantire una qualità di vita buona alla donna, ma quindi anche a tutte le persone che vivono e convivono con lei, quindi certamente all'interno della famiglia ma anche della comunità, del gruppo di amicizia. Quindi penso che sia assolutamente importante, ecco, e ascolteremo molto volentieri questo aspetto, però io mi scuso già sin d'ora, gliel'ho detto a Arcangelo che questa sera non riuscirò a fermarmi fino alla fine, perché avevo anche detto che andavo a trovare la scuola di San Fior, che anche si organizzano una serata, e quindi poi io vi saluto, però magari vengo altre volte. Grazie. Grazie. Adesso funziona. Bene, io darei spazio alla vera protagonista della serata. Prego. Buonasera a tutti, sono felice di essere qui con Rita, l'ho conosciuta a maggio in occasione di un'altra rassegna letteraria creata sempre da qualcuno che ci crede in queste cose. Abbiamo chiacchierato un po', mi è piaciuta subito e quindi ho deciso, ho detto vieni a trovarci, perché è un gran personaggio. Io ringrazio delle parole già finora spese, per carità, sono una persona normalissima che però ha investito molto nello studio, che è un po' il messaggio che insomma mi piacerebbe sempre dare ai ragazzi e alle ragazze, nel senso che io credo che la cultura che passa sempre attraverso i libri, qualunque genere essi trattano. Io ho scritto un poliziesco, d'altra parte insomma, credo che bisogna scrivere solo di cose che si conoscono. Io dopo 30 anni di polizia ho condotto tantissime indagini, quindi è chiaro che non potevo non scrivere un poliziesco, però ripeto, credo che diffondere la cultura, quindi iniziative volte appunto all'invito alla lettura, che purtroppo sta perdendo un po' la sua forza, la sua energia, soprattutto nelle nuove generazioni, perché ci sono tecnologie all'avanguardia che hanno fatto sì che le vie di comunicazione siano diventate altre. Ecco, invece iniziative di questo tipo, quindi diffondere la cultura, l'amore verso la lettura, io le sposo sempre con grandissimo piacere. Chiaramente non sono una scrittrice di professione, insomma nella vita, come è stato detto, faccio ben altro, sono insomma funzionario di pubblica sicurezza, che quindi nel quotidiano fa altro, e che nei ritagli di tempo, che in realtà non esistono, perché io ho scritto questo romanzo durante il lockdown, ma non perché durante il lockdown io avessi potuto permettermi di stare a casa, tutt'altro, perché stando perennemente in ufficio, in questura, come tanti altri che svolgono la mia professione, dove ero chiamata a fare ordinanze su ordinanze, come magari avrà dovuto fare il sindaco, perché i decreti si evolvevano ogni minuto, mi era purtroppo insorta una insonnia importante, per cui nelle pochissime ore in cui invece avrei potuto dormire, di fatto ho iniziato a scrivere, perché la scrittura è qualcosa secondo me di liberatorio, è qualcosa che dà sfogo, chiedo scusa, almeno a me ha dato sfogo alla fantasia, e quindi mi ha consentito in fondo di decidere io i destini, no? Quello che fa uno scrittore, lo scrittore decide lui il destino dei protagonisti delle sue storie, decide se una storia finisce bene, se finisce male, se in fondo se quindi ha una visuale positiva o negativa della vita. Quindi, ripeto, nella vita faccio tutt'altro, però insomma scrivere è una passione che in fondo io ho sempre covato, perché ho sempre detto che avevo 3 sogni nella vita: diventare commissario di polizia, e ci sono riuscita. Scrivere un romanzo, ci sono riuscita. Poi devo imparare a suonare la batteria, e lo farò quando andrò in pensione, perché prima da allora non credo che avrei il tempo. Poi mio marito gioia già, di tuo marito. sì, infatti, che mi dovrà far insonorizzare una stanza. Quindi mi ritengo una persona fortunata per questo, però torno a sottolineare, credo che, tornando anche al discorso che è stato fatto all'inizio, no, del diritti della donna, in senso ampio, io credo che sia la cultura che salva il mondo.
e che sia la bellezza della cultura che possa salvare il mondo. Quindi sicuramente invogliamo le nuove generazioni a capire l'importanza dello studio, della conoscenza, perché solo questo dà riscatto. Ecco perché è giusto che le donne che in Iran stanno combattendo, giustamente, intanto per difendere il diritto allo studio, che rende veramente tutti uguali, no? Perché se c'è un modo per governare un popolo è quello di lasciarlo nell'ignoranza. Quindi studiamo, diffondiamo, conosciamo, impariamo e governeremo le nostre sorti, uomo o donna che siamo. Insomma, ecco, io di questo sono convinta. E poi quando hai un libro non sei mai solo. Esatto. Leggere, scrivere, leggere sono cose che ti fanno stare bene con te stesso e di conseguenza poi anche con gli altri, perché comunque dai libri, i libri tu l'hai scritto, poi però diventa dei lettori e ognuno ci trova qualcosa, può trovarci un'ispirazione, può trovarci una risposta, può trovarci una via o come hai detto tu, può invogliare anche i ragazzi a cominciare a leggere. Cioè io ho 2 figli che sono bravi per carità, però leggere proprio non esiste. Il primo ce lo siamo proprio giocato in questo senso, no, mi viene dietro solo sulle serie TV, ma leggere no, solo quello che deve. Invece lei, da quando abbiamo fatto Parole in un bicchiere, che oggi sta male, non c'è, ma altrimenti è una delle colonne portanti, nel senso che mette giù sedie e fa tutto quanto, ha cominciato a leggere. Legge i suoi romanzi young adult, io li chiamo Harmony 2.0, però va bene, perché l'importante è che leggano, che si divertano, che entrino in un mondo che faccia sviluppare fantasia, serenità e che li faccia aprire come mente e anche come cuore verso gli altri, togliere un po' l'egoismo, togliere il fatto di essere incentrati in se stessi e sul telefonino. E quindi credo che, io dico sempre per questo motivo, che non è che esiste letteratura serie A, serie B, ci sono cose un po' più importanti, più profonde, ci sono cose più leggere, però secondo me hanno pari dignità, perché se una persona sta bene, leggendo un libro più leggero, un libro più pesante, un saggio, vuol dire che il libro va bene, che è giusto. E questo vale anche per lo scriverlo. Subito come persona, infatti poi ho detto a Arcangelo, ho conosciuto una persona che mi piace un sacco, sarebbe bello fare una serata, ho spiegato un po' come sei e gli ho detto subito, prossimo anno alla festa della donna prendiamo lei. Eccomi qua. Ecco via. Tanto qua si dice, si fa, si decide, noi non ci poniamo limiti, poi i limiti ce li metteranno gli altri, ma noi intanto ci proviamo. Quindi poi di conseguenza ho letto il libro, perché giustamente quando invito qualcuno il libro me lo leggo, non mi piace essere quella che sta qua col libro con i post-it, perché non mi faccio screte niente, vado a braccio e poi come va la serata. E praticamente leggendo questo libro ho ritrovato molto di te, il tuo modo di pensare. Non dico che sia autobiografico, però in Beatrice c'è qualcosa di te comunque. Allora, questa cosa me l'hanno detto diverse persone, soprattutto... È stato gnocca. No, ma io ho detto in premessa che uno nel libro ha la libertà di inventare quello che vuole. Io ho fatto un personaggio bello perché è un'aspirazione, ma non perché sia io, ci mancherebbe. No, caratterialmente però con ogni probabilità mi assomiglia in questo senso. Il mio personaggio... in realtà è un commissario alle primissime armi, è un commissario che è appena uscito dal corso di polizia, viene assegnata in un commissariato in Umbria e ahimè si ritrova subito dinanzi ad un omicidio. In realtà sicuramente mi assomiglia nell'istintività, cioè nel modo con il quale non si ferma davanti, diciamo così, a ostacoli burocratici, non si ferma a un certo perbenismo intellettuale, no, ma è istintiva, cioè ricerca la verità, vuole veramente arrivare al cuore delle cose, non le piace magari una certa arroganza, una certa prepotenza da parte magari di chi, uomo o donna che sia, però ha un potere superiore, eccetera. Quindi questo sicuramente mi assomiglia, però non fisicamente perché l'ho fatta bella, l'ho atletica, fatta con gli occhi verdi, no, vabbè, con le magliette aderenti, no. Però ne fa di cose, voglio dire, in realtà non corrette, solo che chissà,
arriverà alla soluzione del giallo, questo chiaramente Questo non lo scopriremo si sa. solo vivendo. Questo lo scopriremo solo Lode vivendo. a Battisti. Quello che dico aveva fatto sempre 80 è anni. che l'unica cosa che posso dire è che l'assassino non è il maggiordomo, che è Esatto. una battuta facile, però è così. L'assassino non è un maggiordomo. E allora Questo- adesso ascoltiamo un po' di musica e poi conosciamo Beatrice Pergolesi. Perfetto. Diluviava in maniera incessante. Ogni goccia che cadeva sembrava avere una vita propria che consentiva all'acqua, toccato l'asfalto, di riprodursi e moltiplicarsi in un fiume, la cui diga a monte era stata liberata dalle paratie contenitive. Ma Beatrice procedeva tranquilla, certa che il suo SUV 4x4 non si sarebbe fatto spaventare dal fango che scorreva sulle strade. Il commissariato distava ormai solo qualche chilometro e non se la sentiva di rimandare la presentazione nella sua prima sede di servizio. Commissario Beatrice Pergolesi, 31 anni, una laurea in giurisprudenza conseguita col massimo dei voti, bella presenza, carattere tenace. Sì, ce l'avrebbe fatta. Forse. Man mano che l'auto inghiottiva le distanze, la sua sicurezza sembrava scivolarle di dosso e finire nel fango. Ma poi perché? Non si era forse preparata per anni a quel momento? Non aveva studiato con costanza per conseguire la laurea e vincere il concorso per commissario della Polizia di Stato? Non aveva superato brillantemente tutti i test psicoattitudinali, le prove fisiche e di resistenza, gli addestramenti al tiro con la pistola e mitragliatrice, le marce in mezzo a foreste e campagne in regioni sperduti. Sì, ce l'avrebbe fatta. Forse. Ben arrivata, dottoressa. Non credevamo che sarebbe arrivata stasera con questo tempo. L'anziano poliziotto in servizio di piantone aveva un sorriso dolce, stralinato, che a Beatrice fece subito venire in mente il Cantarella dei romanzi di Camilleri. Ma cominciamo bene, ironizzò mentalmente la donna. Buonasera a lei e ben trovato. Che tempaccio! Ma qui è sempre così o è solo una coincidenza? Non vorrei che fosse un segnale, sa, mi vergogno a dirlo, ma credo di essere in fondo una persona superstiziosa. Il commissariato, nel pieno centro di Spoleto, era ospitato in un bellissimo palazzo quattrocentesco, con alcune volte a botte ancora affrescate. Chissà quanti colleghi l'avrebbero invidiata. Un posticino tranquillo, meta ogni anno di tanti turisti e sede di un importantissimo evento artistico, il famoso Festival dei Due Mondi. Beh, visto che mi chiamo Pergolesi, anche questo è un segnale, considerò Beatrice pensando al famoso musicista suo omonimo mentre sistemava gli abiti, per lo più jeans e magliette attillate, nell'armadietto dozzinale del suo alloggio all'ultimo piano del commissariato. L'indomani era una giornata meravigliosa e dalla finestrella della sua camera da letto Beatrice poteva spaziare con lo sguardo
sulla splendida vallata umbra, il cui verde appariva ancora più brillante dopo la pioggia del giorno prima e con la vista del monte Subasio, ad amplificare un senso di pace e calma rassicurante. Ci credo che San Francesco saliva lassù a pregare. Guarda che spettacolo! Beh, l'Umbria mi sta dicendo che ce la farò e che... Lo squillo del telefonino di servizio la distolse dai suoi pensieri mattutini. Erano solo le 6:30. Chi diamine poteva essere? La voce baritonale dell'ispettore Brunetti appariva troppo allarmata per essere una telefonata di benvenuto. Commissario, buongiorno, scusi l'ora. Ancora non ho avuto modo di presentarmi a lei di persona, ma ci ha appena chiamato il sacrestano della Basilica di Santa Eufemia. Hanno trovato tra i banchi della chiesa il maestro Valerio Guerra morto. Gli hanno conficcato un arnese di metallo nella schiena. La passo a prendere fra 10 minuti. Intanto sul posto ho inviato la pattuglia della volante. Cavoli, sono appena arrivata, non conosco un accidente di questo posto, non so ancora districarmi per le strade, non capisco il loro dialetto, ma qui si parla un dialetto, non iniziava proprio bene. Quindi abbiamo una donna vera, nel senso che ha tutti i suoi dubbi, tutte le sue paranoie, però allo stesso tempo è risoluta. Beh, non è che ha molte chance, purtroppo è appena arrivata in quella sede e come primo giorno di servizio le capita questo, quindi la chiamano di mattina presto che appunto nella Basilica di Spoleto hanno trovato il corpo del maestro Guerra. Simpatia, portami via il maestro Guerra, io che ho letto il libro. Sì, è un uomo estremamente odioso, una persona antipatica, molto, molto severa con gli orchestrali. E tornando al discorso che facevo prima, che l'autore ha la libertà di creare i personaggi come vuole, io con questo romanzo mi sono un po' vendicata, devo essere sincera, perché io ho cantato per tanti anni come contralto in un coro, il cui direttore era un bastardo, scusate, una cosa di quelle da non sopportare, che ti faceva fare delle pessime figure, no? Voi considerate un coro di 60 voci, perché comunque c'era il contralto, il soprano, il mezzo soprano, il baritono, eccetera. Considerate un'orchestra, lui che, un grande maestro comunque, lui che gestiva tutto questo, era capace di interrompere la prova perché diceva: tu hai sbagliato la nota? E allora no, davanti a tutti, no, ma no, guardi maestro, a me una volta ha fatto una cosa del genere per 3 volte, no? Hai sbagliato la nota, non hai preso il si bemolle. Io, ma maestro, ricominciamo. Hai sbagliato noi? Maestro, io non ho neanche cantato. L'hai pensata sbagliata. Fuori. Allora uno che fa? E si vendica. Sai perché Quindi io faccio morire un direttore d'orchestra. Sai perché sto ridendo? Perché quello che è seduto a fianco È un direttore è d'orchestra. uguale, fa il prof nello stesso Ecco. modo. Bene. Io l'ho fatto morire. La cosa assurda qual è? Che Male, ovviamente no. dopo che ho pubblicato il romanzo, chiaramente, e la maggior parte dei miei amici, se non fosse altro per curiosità, l'ha comprato. Tra questi la moglie del maestro, che compra il libro, mi fa: Rita, mi fai la dedica per... Sì, te la faccio. Dico, tanto il maestro, il marito, che è direttore d'orchestra in un paese sudamericano, dell'orchestra nazionale, perché è un personaggio veramente di spessore, dice: io lo regalo così adesso che fa il viaggio in aereo ho il tempo di leggerlo. Vabbè, dico, tanto poi sta 6 mesi nell'America, sto aspettando che rientri, però... questa è la libertà, io mi sono vendicata, quindi È terapeutico? faccio morire, sì, è terapeutico, faccio morire un direttore d'orchestra e chiaramente poi ci sono tutte le indagini, no, tra gli orchestrali, il suo ambiente, ma la giovane Pergolesi, ancora abbastanza pinguina, cioè ancora abbastanza poco addentro, no, nelle tecniche di polizia, quando viene avvisata che muore un maestro,
lei è convinta che è un maestra di scuola elementare, quindi arriva con una ingenua, proprio da benaggine, no? Che dice: ma questo che cavolo ci stava a fare dentro? Ma che fa? Vai in chiesa a pregare prima di andare a scuola, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente arriva sulla scena del delitto, che insomma non è che faccia subito una bella figura, però la dobbiamo perdonare, perché insomma le sue prime indagini poi da vedremo qualche parte si comincia. sarà più esatto, poi vedremo se insomma professionalmente crescerà. Tutti abbiamo iniziato da zero, no? Quindi diciamo che è anche un po' un incoraggiamento, perché in ogni professione, insomma, è solo l'esperienza, soprattutto in determinate professioni, è solo l'esperienza che poi fa la differenza, insomma, per quanto noi possiamo aver studiato, insomma, io ho passato mezza vita sui libri perché mi sono laureata 3 volte, ma è l'esperienza che ti dà la scuola della vita. Assolutamente. Stavo pensando a tutti i futuri scrittori che usciranno dalla classe di Damiano. E allora direi, visto che ci hai già portato dentro, di conoscere anche il defunto. Poveretto, sì. Andiamo a conoscere il defunto. Quindi Lo storico edificio che ospitava il commissariato di Spoleto venne investito da un insolito viavai di persone. Tutti gli elementi dell'orchestra, convocati uno a uno dagli investigatori, avevano dato vita a una sfilata di varia umanità, ma il quadro che emergeva dalle dichiarazioni dei musicisti confermava situazioni già note. Il maestro non era amato, anzi era praticamente odiato da tutti perché universalmente temuto. Tuttavia ciascuno di loro avrebbe dato un braccio pur di inserire nel curriculum di orchestrale l'essere stato diretto da Valerio Guerra. Significava aver conosciuto la musica, perché Guerra non faceva musica, l'incarnava. Sotto la sua direzione anche una gallina avrebbe potuto far parte di un'orchestra, perché lui ti leggeva nel pensiero e nella mente, sapeva che nota stavi pensando ancor prima di suonarla e dava a quella nota il potere di farsi armonia, emozione, perfezione. Non era da tutti, anzi, era appannaggio di pochissimi esseri viventi, dei figli del puro talento, padre avaro di prole. Guerra non aveva moglie, tantomeno figli, e anche della famiglia di origine si sapeva ben poco, tant'è che nonostante la notizia della sua morte avesse già fatto il giro del mondo, il commissario Pergolesi non aveva rintracciato alcun parente a cui notificare la necessità di effettuare l'autopsia sul cadavere, né qualcuno aveva chiamato in commissariato per avere notizie sulla restituzione della salma per il funerale. Anche la perquisizione dell'appartamento che il maestro occupava quando soggiornava a Spoleto in vista del festival aveva restituito un quadro piatto, come la sua vita. Niente televisore, pochi abiti sciatti, fatta eccezione per i frac indossati durante i concerti, qualche libro di astronomia, pile e pile di spartiti musicali, libretti d'opera lirica, ma nessun vestito o accessorio femminile a conferma del suo stato di single e nessuna fotografia incorniciata, se non una che lo ritraeva a teatro sul podio da direttore. Seduta sulla scrivania, con vista sulle colline umbre, Beatrice fissava il soffitto, con
con le volte affrescate senza in realtà vederle veramente. Pensava e ripensava alla distanza che certamente il maestro Guerra aveva coperto dal punto in cui era stato colpito dall'assassino rispetto a quello in cui era poi crollato cadavere. Perché le foto della polizia scientifica, già corredate dalla relazione tecnica, indicavano chiaramente come punto A quello in cui la vittima era stata colpita. Il leggio del podio rovesciato a terra stava a dimostrarlo. E come punto B quello in cui il maestro si era trascinato per poi soccombere alla morte, lasciando sul pavimento copiose macchie di sangue da caduta e non da schizzo. Perché, invece di chiedere aiuto, il maestro aveva concentrato le sue ultime forze per spostarsi di almeno 3 metri? Forse voleva raggiungere il suo telefonino, che però non si era trovato? E le cuffie, dove erano finite? Magari si trattava veramente di un furto finito male, anche perché dalla borsa del maestro mancava pure il portafogli. A fargli compagnia erano rimasti solo i suoi amati spartiti, sparsi sul pavimento, insieme all'inseparabile Bacchetta, forse l'unica compagna di vita che avesse mai avuto. E quindi si trova, allora intanto a me questa parte è piaciuta perché è cresciuta con CSI, qua parli di schizzo, quella, cioè, lì si vede che è il cuoco che sta cucinando e infatti si vede, cioè, quelle cose che magari altri scrittori fanno altre descrizioni, altre cose non vanno su queste, diciamo, questi dettagli tecnici che invece io che sono abbastanza sul precisino sono una tarma quando leggo, perché poi se è una cosa che non torna mi dà fastidio. Invece mi è piaciuto un sacco questo dare appunto i dettagli tecnici senza però essere pesante. Diciamo che, ripeto, si scrive ciò che si conosce, però credo che serva anche un po' a fare immaginare al lettore la scena, no? Perché poi uno scrittore questo deve fare, evitare spiegazioni eccessivamente ridondanti, però far immaginare quello che si sta raccontando. Questo nella convinzione che praticamente in un libro c'è tutto un mondo, quando tu alzi la copertina di quel libro ti infili in un'altra realtà e l'immaginazione deve aiutare a fare questo. È chiaro che insomma, lì il dettaglio del sangue, chi magari è appassionato, no? Queste serie TV che ormai spopolano, aiutano molto nell'indagine scientifica perché danno indicazioni su dove probabilmente è stata colpita la vittima. Chi ricorda il caso di Cogne dovrebbe ricordare appunto tutte le macchie che furono trovate sul pigiama della mamma della vittima. Gli schizzi su quel pigiama, la figura degli schizzi su quel pigiama diedero l'esatta contezza di dove si trovava in quel momento chi indossava il pigiama rispetto alla vittima. Questo perché quando cade una goccia, se cade dall'alto per terra farà un cerchio, se cade di taglio per terra farà una forma di, come posso dire, come la setta di un fulmine. Quindi, insomma, senza entrare adesso troppo nei tecnicismi, però insomma, l'indagine classica di polizia è comunque sempre anche coadiuvata ovviamente da un'indagine scientifica. Poi è chiaro che l'indagine di per sé io la ritengo solo un esercizio di intelligenza, nel vero senso della parola, no? Proprio dal latino, no? L'intelligenza, che non è altro la capacità di scegliere tra più opzioni qual è la più probabile, la più calzante. Oggi abbiamo il DNA, abbiamo gli esami balistici, abbiamo tutta, diciamo così, no? le varie scienze forensi che aiutano, però poi è sempre la mente dell'investigatore che cuce in assoluto
tutti questi elementi e per cucirli ci vuole intelligenza. Non che sei più intelligente di uno che è più stupido, ma l'intelligenza, quindi la capacità di cogliere qual è in assoluto la strada migliore da seguire. Adesso vi faccio una domanda che ho sempre voluto fare a una persona del mestiere. Quanto vi rompono a voi queste serie TV che spiegano ai delinquenti come comportarsi? Personalmente effettivamente mi infastidiscono quando riportano cose che non sono né vere tecnicamente né percorribili giuridicamente. Così facendo purtroppo molto spesso si crea nel pubblico, che quindi sono cittadini, la falsa convinzione che si possono fare tantissime cose che invece poi non si possono fare. Sì, perché in CSI facevano l'esame del DNA nel retro dell'auto, in Italia ci vogliono 60 giorni. Cioè questa cosa non si spiega. Allora, adesso dobbiamo entrare quasi in un discorso politico. Diciamo che la differenza la fa molto quanto budget uno Stato investe nella sicurezza, ok? Quindi partiamo intanto da questo, che siccome tutto ha un costo, in Italia in assoluto l'indagine più costosa è stata quella per il caso di Iaria, ok? Iara la ricorda benissimo. In assoluto è stata la più costosa, ma ben venga che è stata fatta, perché, tanto più che ha portato quindi all'individuazione dell'assassino, perché sono stati analizzati un numero infinito di profili di DNA, ma per fare tutto questo comunque c'è un costo fisico. È stato fatto, ben venga che è stato fatto. Il paradosso è che oggi c'è qualcuno che deve rispondere per queste spese. E qui termino perché io devo parlare del libro, non posso e non devo parlare è come il di discorso però questa è una premessa, ma per tornare alla domanda di base, che cosa mi infastidiscono, ripeto, cose che io ricordo una serie TV, un distretto di polizia forse una ventina d'anni fa, in cui mi ricordo che c'era un sovrintendente di polizia, adesso mi sfugge come si chiamava il personaggio, il cui attore è recentemente morto, bravissima, Palmis, che lui nel suo archivietto, cioè tirava fuori il mondo, ci manca solo che dal computer riusciva pure a fare il caffè. Era impensabile, cioè, la gente veramente ha creduto per anni che tutta una serie di cose tu le fai perché stai seduto dietro il computer, fai così, colà, e ti tirava. Non è vero, a parte che ci sono una serie di limiti giuridici che noi dobbiamo assolutamente rispettare, ci mancherebbe altro, siamo i primi che dobbiamo rispettare la norma proprio perché la dobbiamo applicare. Ma ci sono dei limiti giuridici, esiste una normativa che si chiama, sembra strano, ma si chiama la tutela della privacy, esiste anche per noi perché fino a un certo punto possiamo fare una serie di cose, dopo un certo punto dipende se le possiamo fare, esistono delle tempistiche, invece ci sono tante serie TV che a chi mi ha chiesto in altre occasioni qual è il personaggio TV che sicuramente più si avvicina veramente al nostro lavoro, io ho sempre risposto, perché è vero, Montalbano, perché veramente Andrea Camilleri evidentissimamente aveva una conoscenza reale del nostro lavoro, nostro come di tutti coloro che fanno polizia giudiziaria. Quando dico nostro non parlo solo ovviamente della Polizia di Stato, parlo dell'Arma dei Carabinieri, parlo della Guardia di Finanza, parlo ovviamente della magistratura che in primis dirige le indagini di polizia giudiziaria, ma Camilleri evidentemente aveva una cognizione di quello che diceva, per cui il suo Montalbano non fa mai tecnicamente, giuridicamente, cose che non avrebbe potuto fare. Ecco, quindi quello è veramente un commissario di polizia, così come anche un po' l'ambiente che descrive, no? Perché io ho citato Catarella non a caso, perché anch'io nella mia professione quanti Catarella ho conosciuto, perché non siamo tutti aquile e tutti volpe, insomma, io ho avuto alle mie dipendenze, lo dico con tenerezza e comunque con affetto, perché poi comunque c'è sempre passione nel nostro lavoro, no? Chi sceglie di farlo lo fa con passione, però anche ho avuto collaboratori che, insomma, no, voglio dire, come quelli di ci voleva la Schiavone. sveglia per
perché fossero reattivi, come ma quelli la di sveglia messa nelle Schiavone orecchie, insomma. che li manda a indagare cose assurde pur di non averli là, Ma non cercare gli solo, evidenziatori. Schiavone commette reati. Lui sì. Cioè io quindi vedere determinate serie TV poi insomma mi cambio canale, faccio zapping, cambio canale. Comunque io ho pianto tanto quando è morto Ricky Memphis in Distretto di Polizia. Poi Lo uno si adoravo. innamora dei personaggi. Io invece ho odiato Montalbano quando alla fine, dopo che per 30 anni È stato fedele. ha portato in giro Lidia che la doveva sposare e poi all'ultimo istante la lascia. Quindi per me No, ma a Camilleri parte quello, cioè è stato l'uomo è decaduto. È stato l'uomo più fedele del Esatto, mondo e e poi poi- ha cominciato E poi a il destra a classico dei manca. Guéchet con la collega. No, si ma aveva può cominciato sentire. già nella Vampa d'agosto, cioè è stato Infatti. fedelissimo nonostante avesse la svedese vabbè, galattica. E poi, L'uomo, la carne evidentemente. e poi è ha diventato un prevalso. docoio, ma quando è diventato vecchio. Ma- Infatti lo fa capire un po' Camilleri che è stato questo, è stata la crisi. Povero Camilleri, nella tomba si starà rivoltando. È stata la crisi dei 60 anni che ha fatto male a Montalbano. Ma perché ogni libro è figlio del suo autore. E poi l'ha mollata per Le telefono. ultime opere di Camilleri ovviamente sono state scritte quando lui ormai aveva oggettivamente una certa età, peraltro poverino ormai era rimasto cieco, quindi lui dettava le opere a una sua collaboratrice, insomma. Bisogna anche entrare veramente poi Però l'ha mollata per nell'autore. telefono dopo 30 anni, vergognoso. C'è Quindi, chi vabbè. veramente si molla con un sms, mi sembra che Enrico Mentana sia tra questi, insomma, mi sembra di ricordare, intendo. Infatti poi lì Montalbano ha cominciato a piacermi meno, perché prima era perfetto, poi è diventato abbastanza imperfetto, però forse è più umano anche così. Comunque adoro quando descrive ciò che mangia, cioè quello è il top di Montalbano. Perché tradisce evidentemente l'amore spasmodico che Camilleri aveva Per il cibo, hai ragione, è una le- persona sì, sapeva sì, godersi la vita. per le vivande, assolutamente. Poi andando avanti con il tuo libro, di cui non abbiamo neanche detto il titolo, perché vergognosissimi, La stirpe di Ramfis, che ha un grande significato il titolo, quindi leggete il libro e lo scoprirete perché. Assolutamente. C'è il fatto, appunto, tornando anche al tema del perché ti abbiamo chiamato qui questa sera, che c'è l'indagine, c'è tutto il percorso investigativo, ma c'è anche il trovarsi di Beatrice in un ambiente dove solitamente le donne non sono così, come si può dire, non ci sono così tante donne in determinati ambienti, perché nonostante siamo nel 2000, nonostante parità dei sessi, tutte queste cose qua, la menata delle quote rosa, che qui sposo quello che ha detto il sindaco, perché No. neanche a me piacciono. Non vorrei essere fraintesa, no, non è questo il messaggio che io mai intenderei dare. Io sono figlia della prima generazione delle donne in polizia, questo sì, ma perché io insomma ho anche 33 anni di servizio, nel senso che sono stata tra le prime donne a vincere il concorso da commissario. In realtà la Polizia di Stato è stata in assoluto la prima arma ad avere le donne, perché la Polizia di Stato, ancora prima della riforma del 1981, quando ancora la Polizia di Stato portava le cosiddette stellette, cioè era un corpo militare, aveva la polizia femminile. Ciò che ha portato la riforma dell'81 è che non c'è stata più distinzione tra le competenze della polizia femminile, che era dedicata soltanto ai reati di prostituzione e reati in danno dei minori, e il resto del corpo. Dal 1981 c'è assoluta parità di incarichi e quant'altro. Io sono stata sicuramente tra le prime, ho i miei anni, a vincere il concorso, però voglio dire assolutamente la Polizia di Stato, ripeto, sicuramente per un fatto storico ancor più delle altre armi è in assoluto un corpo dove insomma, non c'è affatto questa distinzione. Quello che io ho sottolineato, e probabilmente a questo che ti intendi riferire, è che a me non piace che l'incarico e la qualifica sia declinata al maschile o femminile. Quindi a me non piace che si dica commissaria, vicaria, sindaca, giudicessa, cioè, a me non piace perché sì, è norma, è stato stabilito. Infatti è bellissimo visto scritto così, sindaco, Rita Maria Assunta. Bravissima, infatti, perché sono assolutamente convinta che non è mica il genere che cambia
l'incarico che tu stai svolgendo, no? Cioè che io sia una donna credo che si veda, che sono un uomo si vede. Dillo come l'hai detto ugualmente. prima quando eravamo io e te. No, beh, non so bene. Che ho detto le donne hanno le tette, voglio dire, ma questo non c'entra. E io ho voluto sottolineare questa cosa perché Anche alcuni uomini. perché non ne capisco il motivo, ecco, tutto qua, io non capisco questo voler sottolineare. È chiaro che è una mia opinione, quindi, anzi, tra pubblico, soprattutto in una serata come questa, magari c'è chi la pensa esattamente al contrario, che invece vuole che si sottolinea, però questa è una mia opinione, e che nella mia libertà di autore ho voluto mettere. No, che nel io libro. condivido. No, quello che volevo dire io era un'altra cosa, era il fatto che comunque quando sei donna vieni comunque sempre vista anche da un altro punto di vista, nel senso che, faccio un esempio al contrario, quando c'era come cancelliere in Germania la Merkel, brava, perché non le si può dire nulla, tutti stavano a commentare com'era vestita, che c'aveva il culo grosso. Un tipo ha detto anche quella cosa famosa del vabbè, l'intrombabile e via. Cose che un uomo non si fa. Quando la von der Leyen è stata eletta, ma lei ha 6 figli, come fa? C'era un altro ministro nostro che ne aveva 9, nessuno gli ha chiesto niente perché era un uomo. E appunto nel tuo libro questa cosa ogni tanto esce, cioè il fatto che sembra che comunque una donna deve sempre stare un po' più attenta anche a come appare, cioè che l'apparenza un po' le gioca contro, e questo io almeno l'ho trovato in una delle letture che ci hai consigliato. Allora, sicurissimamente è vero quello che dici, ma rispetto non alla professione che svolgi, No, ma all'aspetto proprio. che hai. Allora, che però vale se sei donna, perché se sei esatto, uomo all'aspetto e che sei hai, figo no, non no, è un ma problema. io sto dicendo questo, all'aspetto che hai, purtroppo, ma a causa di cliché che alcune donne hanno contribuito a creare, molto spesso la bellezza di una donna è vista come la stupidità della donna, però sono cliché che in qualche modo, ripeto, abbiamo comunque contribuito noi a creare, no? Perché per pubblicizzare una bella macchina sportiva, non so, una Porsche, quello che è, eccetera, no? Si mette la Porsche, con poi la donnina semi vestita accanto. In teoria la macchina bella L'antiruggine della Giovanna. dovrebbe attirare l'attenzione perché è bella la macchina, perché dà delle prestazioni, eccetera. E forse un po' però, ripeto, mi spiaccio se ovviamente, giustamente, ci sarà anche chi la pensa diversamente, però magari ce la siamo anche un po' chiamata noi, no? Io invece personalmente nel mio lavoro non ho mai avuto la percezione di essere discriminata in quanto donna, ci mancherebbe. Anzi, a volte mi hanno dato, secondo me, mi hanno dato degli incarichi che forse insomma non era opportuno darli a me perché donna, perché fisicamente inferiore, perché io non posso dire di avere la forza di un mio collega uomo, parlo di prestazioni fisiche, ma d'altra parte io che ho scelto di fare questa professione non ho neanche mai pensato di dire ma perché perché manda me? Non ci ho mai pensato. Io sono stata mandata per esempio a soli 31 anni, dico soli perché insomma 31 anni non è tantissimo per una questione, sono entrata molto presto, ne avevo 25, però a soli 31 anni, quindi avevo se no 5-6 anni di servizio, sono stata mandata da sola su un treno, quando ancora c'erano le scorte per gli ultra, che da Perugia doveva portare 400 ultra juventini in piena notte da Perugia a Torino, perché era quella famosissima partita in cui l'arbitro Collina aveva bloccato Quando ho vinto la Lazio nel 2000? Bravissima. E lui bloccò la partita, faceva rimbalzare la palla, aspettava che il campo si asciugasse, insomma abbiamo sgomberato lo stadio che ormai erano quasi le 20 della sera e a quel punto questi tifosi andavano portati a Torino. Io con 10 uomini sono stata mandata a Torino con 400, consentitemeli, bestie, perché erano bestie. Che dicevo no, non ci vado? Dai, menato qualche gobbo almeno.
No, ho fatto una cosa rischiando, Scusate, perché però. non dovrei dirlo, ma io ho rischiato. Io praticamente non ho fatto altro che prendere 5 uomini con me nel primo vagone, 5 uomini con il mio collaboratore nell'ultimo vagone e poi li ho chiusi nei vagoni intermedi. Ho ordinato di non fermare mai il treno, al capostazione ho detto lei non si fermerà mai, nonostante per me era un grosso azzardo, perché loro, se io avessi fatto fermare i treni durante le stazioni, sarebbero scesi, avrebbero devastato le stazioni e poi no, danni eccetera eccetera, ma io ho corso un rischio enorme, perché in questo viaggio infinito in piena notte, passavamo Firenze, poi Bologna, si sentivano le urla, loro che sbattevano, facevano, nessuno di loro si fosse sentito male, se avessero dato fuoco ai vagoni, se avessero iniziato a tirare il freno a mano, avevo chance? No. Sono arrivata alla stazione di Torino alle 4 della notte e intanto mi hanno mandato, sì, all'arrivo della stazione mi hanno mandato delle squadre del reparto mobile, perché mi sono detta come apriremo le porte, questi faranno l'ira di Dio. Invece questo fatto li ha talmente tramortiti che quando finalmente hanno aperto le porte, loro sono scesi come degli zombie, perché non avevano mangiato, non avevano fatto pipì, non avevano bevuto, non avevano fatto un fico secco. Però è stata una delle mie imprese. Ci vuole coraggio a farlo, io me lo dico, ma forse ci vuole incoscienza. Ecco l'incoscienza di Beatrice. Però non mi sono azzardata a dire, ma io sono una donna che fa, mi mandate Sì, no, da ci pensi soli. dopo in caso, prima fai. L'ho fatto. È quello che facciamo anche noi qua comunque, questa cosa del prima fai, poi pensi come potrebbe andare. Sì, però insomma, pensandoci bene, non so, forse con la maturità adesso dei miei anni, non so cos'altro mi potrei inventare, però insomma... Però l'istinto ti ha guidato bene. Sì, ma io più che istinto, dicevo prima, forse al sindaco, che per mia fortuna io sono una persona che crede molto e quindi io in tante azioni credo che ho sempre avuto un angioletto sulla schiena che mi suggeriva le cose. Un passaggio delle mie esperienze professionali che non è stato detto prima è che io ero il dirigente del commissariato di Assisi quando c'è stato il terremoto e io ero in Basilica quando è crollata la Basilica, insieme ad altre 8 persone siamo uscite vive, 4 sono morte. Io uscita dalla Basilica ho iniziato a dare gli ordini, fate questo, fate quello, ma sicuramente ho lavorato in trans. Mi dico però che c'avevo un angioletto che mi ha suggerito quello che dovevo fare, perché non è che ti insegnano come gestisci un terremoto, quando ti crolla una basilica addosso e c'hai i morti e devi scavare e devi fare, cosa si fa? Non te lo insegnano. Si è guadagnato una benemerenza Perché? per questa cosa qui. Ho preso una benemerenza, ti lascio il tempo che trova, però ti senti una responsabilità importantissima, perché in fondo noi scavavamo, non sapevamo se erano vivi, se erano morti, in realtà non potevamo neanche stare dentro col senno di poi, perché quando c'è un evento sismico, gli sciami sismici sono continui, cioè tu stai dentro una basilica e è capace che continui a crollare. I vigili del fuoco hanno fatto un lavoro straordinario, ma lì per lì non c'era nessuno, c'eravamo noi, c'eravamo quelle 8 persone che erano uscite vive, c'erano quei 4 commercianti vicino alla piazza che sono venuti ad aiutare, c'era qualche mio agente, c'eravamo noi. Sicuramente anche lì forse non avremmo dovuto tentare di salvare chi stava sotto. Però come fai a non farlo? Però come fai a non farlo? In quel momento non pensi, agisci. Però io c'avevo l'angioletto. Beh, in Andava Basilica. benissimo. Io so che mi hanno raccontato che tu hai avuto anche un altro momento molto profondo con la storia di Foligno, che hai avuto a che fare con i genitori di uno dei 2 bambini. Il mostro di Foligno? Sì. Io ero appena arrivata a Perugia, parliamo del 93 o 92, adesso non ricordo. Io sono arrivata il 5 di agosto e Simone Allegretti, la prima vittima del mostro di Foligno, è stato ucciso il 4 di ottobre, ma non è che ho avuto a che fare perché non avevo fatto indagini. Assolutamente, io all'epoca dirigevo le volanti di Perugia, però ero l'unica donna, commissario appunto, e il questore mi diede l'incarico di, i primi giorni cercavamo il bambino pensando che semplicemente si fosse disperso, vicino c'era un fiumiciattolo eccetera, e lo cercavamo quindi nei filari dei campi di grano, vicino alle sponde eccetera eccetera, in realtà il bambino era stato ucciso.
E quando poi, appunto, purtroppo dopo 3 giorni fu trovato il corpo del bambino, e il medico legale peraltro mi chiese di dargli una mano a girare il corpo di questo povero bimbo, perché doveva appunto fare l'ispezione cadaverica esterna. Io all'epoca non ero ancora mamma, e quindi insomma ho vissuto comunque male la cosa, perché poi tutta la notte ho sognato questo bimbo morto, e il problema è stato che mi fu dato l'incarico appunto di andare a dare la notizia alla mamma, e siccome la mamma il primo giorno in assoluto che il bambino era scomparso, e certo non vedendo il mio grado, non capendo perché ero io il commissario, ma sicuramente perché ha visto che ero l'unica donna, mi aveva portato un maglioncino da mettere subito al bambino appena l'avessimo trovato, perché comunque diluviava di rotto. E quindi mi ero messa questo maglioncino dentro la mimetica, che ho portato per 3 giorni e 3 notti, e poi invece il bimbo è stato trovato morto, per cui quando mi hanno mandato a dare la notizia alla mamma io non sapevo come dargliela, in realtà non gliel'ho data, perché io ho aperto la mimetica, ho tirato fuori il maglioncino per fargli capire che era inutile, e lei è svenuta, è stata una brutta cosa. Come fate a fare il vostro lavoro, a mantenervi nella legalità? Perché è inutile, cioè davanti a certe cose poi la voglia di andare oltre, di fare qualcos'altro, ma può anche venire. Come fate a avere a che fare con il dolore, con l'ingiustizia delle cose che succedono, e comunque a mantenere il rispetto delle regole? Intanto ti devi dare un paletto, cioè lo devi fare, devi disumanizzare la vicenda, perché devi essere lucido, devi essere razionale e devi comunque seguire le normative. Su questo non ci piove. E poi comunque devi darti il paletto per difesa, perché è una professione che, per quante gioie ti possa dare, perché ti dà anche tantissime gioie, però ti mette veramente davanti spesso al dolore di tante persone. E allora non devi fartene carico, perché altrimenti non puoi più dare il meglio di te. No, non devi, devi mantenere, ripeto, non disumanità, è il contrario, ma devi mantenere il distacco, perché altrimenti se perdi lucidità non sei più utile a nessuno. Quando vai invece a contatto con la malvagità, anche perché vai a contatto col dolore delle vittime, e poi vai però anche a contatto con la malvagità di chi commette determinati atti, perché a volte veramente, anche per dirti la stupidità degli ultra, perché comunque vanno a rovinare la gente senza motivo, effettivamente poi magari a casa la moglie quando parlano senza sale, e poi vanno in giro con i figli, invece, che se gli chiedi chi gioca nella squadra manco lo sanno di solito, no? Oppure ti trovi davanti a quei ragazzini che danno fuoco al barbone, e poi ti arriva magari il genitore che ti dice ma il mio figlio è andato solo a prendere la benzina, cioè, ma menalo, cioè. Però fa parte, ahimè, della varietà dell'essere umano, come esiste il bene esiste il male, diciamo che purtroppo non c'è limite alla malvagità umana, questa è la triste realtà. Poi questa malvagità ha tante forme, la perversione, l'incapacità di intendere, di volere, la pazzia, però esiste, no? Come esiste il bene esiste il male. La cosa grave è che, ricollegandomi proprio a quello che stai dicendo, è che non tutti ne hanno contezza e la pesano, e che quindi molto spesso si faccia passare come uno scherzo, una marachella, un semplice atteggiamento, qualcosa che invece è in sé è profondamente malvagio, profondamente cattivo, profondamente disumano. Cioè vi trovate mai, non so se è successo a te o magari anche ai tuoi colleghi, che ti trovi mai davanti a una situazione a dire ma chi me lo fa fare, tanto non cambia niente? Ecco, questa è una domanda terribile, che fortunatamente io non mi sono mai posta, perché il giorno in cui me la dovessi porre
No, non me la so posta e non me la voglio porre. No. Questa è una bella cosa, vuol dire che allora fai. Meno male. Riesci a fare. Non questa... potrei convivere col mio lavoro, non me la sono mai posta. No. E il giorno in cui dovesse succedere avrei sbagliato mestiere. Perché poi appunto è una cosa che mi chiedo anche tante volte, sai, rispetto ai medici, cioè a volte ti trovi, no? Tu ti dai da fare, fai tutto quello che puoi, però poi ti trovi davanti a situazioni che non puoi fare nulla più di quello che... E quindi non deve essere facile per chi fa determinati lavori avere a che fare però con... qualunque professione c'è un'etica professionale, e qualunque, dalla più umile alla più prestigiosa, alla più importante alla meno importante. C'è sempre un'etica professionale. Però è il tuo spessore deontologico che poi riempie di contenuti la professione. Quindi... E poi c'è anche comunque una speranza nel buono che c'è nel mondo. Assolutamente, ripeto, esiste il male ma perché esiste il bene e noi dobbiamo sempre pensare che esiste il bene e aiutarlo questo bene, però è una parte che dobbiamo fare tutti, nessuno escluso, tutti. Infatti parlavo 2 giorni fa con un mio amico, questo è un signore a 58 anni, è un tipo sempre molto gioioso, lui ride, scherza, fa il pagliaccio perché ha comunque una vita dura alle spalle, no? E parlava del fatto che lui è uno a cui piacciono le donne, piace mangiare, bere e non comprende gli ultimi fatti di cronaca. C'è certa gente che fa male ad altra gente senza nessun motivo. Ho detto, quando avevo 20 anni io andavo a ragazze e uscivo con gli amici a mangiare e bere, non arrivavo a certi pensieri come i ragazzini, le baby gang, cioè noi una volta avevamo la compagnia, tu all'interno della compagnia avevi chi ti prendeva in giro, però davanti al resto del mondo non eri mai solo. Invece adesso sembra che i ragazzini si riuniscano solo per fare male, non per fare, altrimenti sono soli. E quindi, cioè, anche per chi fa un lavoro come il vostro, deve essere difficile. In 30 anni avrei visto questa evoluzione dove certamente, i giovani... ma non è soltanto, io penso anche agli insegnanti, per esempio, insegnanti che vengono denigrati durante lo svolgimento delle loro lezioni di lavoro, penso ai medici di pronto soccorso che vengono aggrediti. Beh, tutto quello che è successo durante il Covid. Sono occasioni per, non vorrei annoiare i presenti, sono occasioni sicuramente per riflettere. Sì, e quindi meglio che la gente legga, che così apre la mente. Per esempio. Quindi tornando al discorso iniziale appunto del fatto delle donne che vengono viste, che si preoccupano, non forse loro, magari anche loro si fanno un po' il problema da apparire, ma comunque anche come gli altri le vedono. E quindi abbiamo un'altra lettura. Vai Alberto. A Perugia, nell'ampia sala riunioni della questura, il dottor De Feo aveva appena finito di presentare la Pergolesi ai suoi colleghi, dirigenti dei vari uffici provinciali, che l'avevano accolta con relativo calore, più di circostanza che di effettiva empatia. Ma si sa, la bellezza è spesso fonte di invidia. E se avessero pure compreso che dietro la bellezza di Beatrice vi era anche una gran dose di intelligenza, chissà come altro l'avrebbero accolta. Ora, il commissario Beatrice Pergolesi doveva necessariamente presentarsi anche alla stampa locale, che non perse l'occasione di scattarle decine di fotografie, tanto più che la divisa le donava veramente tanto.
il blu della giacca avvitata e le mostrine dorate che le incorniciavano il bel collo facevano risaltare il verde intenso degli occhi e le striature ramate dei capelli, ordinatamente raccolti sulla nuca. Beatrice amava la sua divisa. E come avrebbe potuto essere diversamente, visti i sacrifici che aveva affrontato per indossarla? Ma odiava profondamente la cravatta, che le dava una sensazione di soffocamento, ma che soprattutto viveva come un assurdo retaggio della vocazione spiccatamente maschile della sua professione, nonostante fossero già passati circa 30 anni da quando era stato aperto anche alle donne l'accesso nella carriera dei commissari di polizia. Sì, era questo che intendevo, cioè il fatto... Tuttora odio la cravatta, devo essere sincera, una cosa che non comprendo però. No, che poi leggendo appunto anche il libro c'è quando lei va praticamente all'evento mondano che tutti i giornalisti commentano il fatto che sia comunque una bella donna, no? Che viene ricordata per come era vestita, e a lei questo dà fastidio perché oggettivamente, cioè io non sono il mio corpo, io sono io. Però anche perché lì i giornalisti, vedendola a teatro accanto a una figura che poi è un magistrato, un pubblico ministero, si suppongono, si inventano un possibile liaison Non sapendo tra i neanche due, chi lei sia comunque in quel momento. Non sapendo neanche lei chi è, perché lei si presenta a teatro ingenuamente vestita, perché evidentemente non era abituata a determinati ambienti, quindi si presenta con gli infradito, con una camicina di seta presa in Grecia, e chiaramente invece il magistrato era in perfetto smoking, quindi insomma non poteva passare inosservata e fare una pessima figura, che poi le foto vengono pubblicate sulla stampa e il questore le vede, insomma, viene richiamato, insomma, poi c'è tutto un perché, c'è tutto un perché, perché comunque... ma perché fa parte delle sue prime mosse da ingenua. Perché comunque questo funzionario. libro ha di bello che non descrive solo Beatrice come commissario, descrive Beatrice come donna, come figlia, come donna poi innamorata, con le varie scelte che fa, e senza tradire il suo lavoro, senza tradire i suoi sentimenti. È comunque una persona equilibrata ed è felice, è una persona felice e soddisfatta della sua vita e che sa armonizzare tutto quanto. E quindi questo è un libro, è un giallo poliziesco, quindi non è un noir, non è un thriller, perché alla fine si scopre chi è l'assassino, che non è il maggiordomo, e però ti dà anche l'idea di una persona, perché spesso sono tormentati, pieni di problemi, questi commissari, c'è una vita terrificante, morti, cioè mai uno seduto felice a tavola con famiglia. Schiavone, tutti un po' così. Invece lei potrebbe essere una qualsiasi ragazza che incontri tutti i giorni in giro, però al tempo stesso è acuta, intelligente, istintiva, segue, poi un'altra cosa che mi è piaciuta del libro... Paga però la sua istintività, Sì, ma questo è giusto, ma è giusto perché sono soddisfazioni anche quelle alla fine. E poi ha questo libro ha questa cosa che ti dà 1000 direzioni, perché tu, mentre lo leggi, stai investigando insieme a lei, che non ha la verità in tasca, però fa vari percorsi, tentativi, perché ovviamente quando senti i rumori di zoccoli non è detto che siano zebre, e quindi bisogna un attimino andare a tentoni, e quindi è reale, cioè lei è un personaggio reale che potresti veramente incontrare tutti i giorni, e questa è una cosa che a me è piaciuta. Grazie. Perché ti ci puoi identificare in una persona che può anche fare degli errori, che fa anche delle cavolate, che è insicura. Ci mancherebbe, la perfezione non è di questo mondo, poi è pallosa. Sarebbe anche noiosa. Le cose perfette non piacciono a nessuno. Poi tu prima hai detto appunto che sei credente, no? Molto credente. Però in questo libro, poi dobbiamo sempre distinguere tra Dio e il fan club, cioè una cosa è il Signore, una cosa è tutto quello che circonda. E gli altri 2 brani che hai estrapolato dal libro fanno vedere comunque anche le difficoltà che incontri andando a toccare certi ambienti, perché la legge è uguale per tutti, ma fin là, cioè relativamente uguale per tutti,
E quindi leggiamo anche questi due e poi ne parliamo. Beatrice se ne tornò in ufficio con un senso di inquietudine. Qualcosa continuava a tormentarle i pensieri, ma non riusciva a mettere a fuoco l'origine di tale malessere. Il soprannome Cassandra, che le avevano affibbiato parenti e amici, tornava a riproporsi, e con esso la sua capacità di presentire situazioni alle quali nessuno voleva credere. Firmò passaporti e licenze da caccia senza in realtà controllare le relative istruttorie, come un robot programmato soltanto ad apporre timbri, finché si fecero le 16 e poté ritornare all'agenzia di viaggi, ove intanto era arrivato anche il grafico. Il giovane ragazzo, dall'aria stravagante ma sveglia, in brevissimo tempo estrapolò dai suoi DVD analiticamente ordinati per tema la fotografia della chiesa ripresa dall'alto in un giorno di folklore popolare. Si trattava della chiesa di Santa Librada nella cittadina di Las Tablas, capoluogo della penisola di Azuero, ritratta durante i festeggiamenti delle Mille Polleras, meta turistica suggerita agli appassionati delle tradizioni popolari nel mondo. Ah, che delusione, pensò Beatrice. Nulla di ciò che le aveva detto il grafico si era rivelato utile a calmare la sua agitazione. Ma di una cosa era sicura: aveva già visto quella chiesa. Ma certo, un lampo le squarciò la memoria. Era la chiesa dinanzi alla quale il giovane sacerdote Don Felice Castaldo si era fatto ritrarre durante il suo periodo africano. Ma in quale parte del continente nero si trovava questa penisola di Azuero? La geografia non era mai stata la sua materia preferita, anzi rappresentava una vera lacuna se paragonata ai tanti anni trascorsi a studiare. Fortunatamente lo smartphone, che aveva sempre al seguito come una terza mano, le venne in soccorso e in pochi minuti il motore di ricerca le restituì la risposta cercata. Azuero, penisola situata nella parte meridionale della Repubblica di Panama. Non è possibile, non può trattarsi di una mera coincidenza, considerò Beatrice. Perché il vescovo le aveva mentito, descrivendo la foto come uno dei suoi ricordi in Africa? Si era confuso con i suoi viaggi? Forse era stato un missionario sia in America centrale che in Africa? No. Questa volta non mi faccio trattare da Cassandra, questa volta Vittorio deve darmi credito, si disse Beatrice, che senza pensarci un solo attimo si presentò come una furia e senza appuntamento negli uffici della procura. Doveva vedere Volpi, doveva convincerlo a mettere sotto torchio il vescovo, doveva farsi delegare al suo interrogatorio. Beatrice, vuoi scherzare? Tu sei fuori di testa! Cosa diavolo ti viene in mente? Interrogare il vescovo come sospettato di un delitto? E perché poi? Quale sarebbe il movente? Avanti, sentiamo. Volpi era furioso. A causa dell'irruzione della Pergolesi aveva dovuto interrompere la riunione con i finanzieri della sezione di polizia giudiziaria che stavano indagando su un noto industriale umbro sospettato di riciclaggio. Ma evitava di guardarla negli occhi, temendo di soccombere al loro verde smeraldo che ormai ne era sicuro. Lo avevano stregato.
Senza perdere la lucidità della sua decennale esperienza in magistratura, Vittorio Volpi cercò di calmarsi, volendo comunque dare al commissario la possibilità di spiegarsi. Ok, forza, parla, ti ascolto. Cosa ti frulla per la testa? Le concesse, col tono più di un nonno disposto a perdonare tutto al nipote birichino che di un magistrato navigato, sprofondando nella logora poltrona che tante notti lo aveva rifocillato del sonno perso a studiare le carte dei processi. Vittorio, scusami se mi sono precipitata qui come una furia, ma devi sapere che il vescovo giorni fa mi ha mentito. Mentre lo aspettavo nell'anticamera del suo studio in diocesi, ho visto alcune foto appese alle pareti che lo ritraggono circa 40 anni più giovane. Monsignor Castaldo è stato missionario, ma lui dice di averlo fatto in Africa, mentre oggi io ho riconosciuto una chiesa ritratta in una di queste foto che invece ho scoperto trovarsi a Panama, capisci? A Panama, non in Africa. Che motivo aveva per nascondermi che è stato in America centrale? Il magistrato si fece cupo in volto. Poteva trattarsi di una svista del vescovo nel rispondere a Beatrice sulla location della foto. Poteva essere stata il commissario a fare confusione circa la risposta ricevuta. Ma poteva anche esserci qualche aspetto da chiarire, se invece la coincidenza fosse stata esattamente quella colta dalla Pergolesi. Ma interrogare un vescovo. Insomma, quindi, lo mettiamo sotto torchio questo vescovo. Beh sì, insomma, nei vari filoni investigativi, a un certo momento dell'indagine, si comincia a sospettare anche del vescovo. A me questa è piaciuta molto. Poi la via che prende. Poi la via che prende, ci si sospetta, appunto, si sospetta anche del vescovo. E, insomma, chiaramente interrogare un vescovo, per carità, non è che ci siano appunto figure che sono sottratte alle norme, però vedo che non funzioni più, ma non fa Sì, adesso no. Però insomma diciamo che ci vuole accortezza, ci vuole garbo, che comunque sono figure che hanno anche diciamo così, un ruolo nella società, ecco, questo è il senso. E, tanto credo che ho la voce talmente pesante che mi sentite a prescindere, credo. Però insomma il magistrato Vittorio Volpi ovviamente non è un provveduto, non ci pensa minimamente a prendere e delegare un interrogatorio così, no? Su due piedi nei riguardi del vescovo di Spoleto, per cui insomma, poi alla fine si cercherà un diverso stratagemma per recuperare dal vescovo eventuali contraddizioni, per capire se lui... C'è il gioletto sulla spalla? Il mio gioletto, per capire se c'ha un vero ruolo, insomma. Si chiama anche Arcangelo, ce l'hai pure di rango superiore. E vabbè, e questo è uno dei tanti filoni comunque, perché insomma il romanzo prevede più strade. Però lei segue il suo istinto, infatti. Lo facciamo dire. Avete... ok. Quello che mi dici io lo faccio. Tornata in ufficio, il piantone di turno l'avvisò che il questore l'aveva cercata, per cui lo ricontattò immediatamente e immaginava che volesse qualche aggiornamento sulle indagini. Invece l'alto dirigente la gelò con una domanda a bruciapelo che non si aspettava. Dottoressa Pergolesi, è vero che state indagando sulla vita e sul passato del vescovo? Mi dica che è una cosa solenne, oppure mi dica che è una balla solenne, oppure mi dia una spiegazione molto più che esaustiva. Mi è chiamato da Roma il legato pontificio e io non ho saputo cosa rispondere. Mi creda, la cosa mi ha enormemente infastidito. No, signor Questiore, le cose non stanno esattamente così. Noi... E come stanno allora? Il pubblico ministero sa di questa vostra iniziativa?
Guardi, non è mia abitudine né tantomeno di mia competenza entrare nel merito di indagini di polizia giudiziaria, ma non tollero di non essere messo al corrente su situazioni delicate che possono avere rilevanza istituzionale. Se un vescovo è un assassino va certamente perseguito e arrestato, ma se si tratta di fantasiose elucubrazioni, screditare un uomo per bene ci trascinerà tutti nel ridicolo. E io questo non glielo permetto. Le auguro di avere adeguata copertura dalla procura, perché se invece si è mossa autonomamente, la sottoporrò a provvedimento disciplinare. La saluto! La cornetta del telefono abbassato di botto dal dottor De Feo per Beatrice fu come una scure calata sul collo. Come diamine aveva saputo degli accertamenti che stavano svolgendo. Brunetti si era mosso da solo, come d'accordi, e con la giusta cautela. Ma questo evidentemente non era servito a tenere la circostanza rinchiusa negli uffici del commissariato. Anzi, la notizia era arrivata sino a Roma e da Roma rimbalzata a Perugia alla faccia del riservo investigativo. Brunetti, venga subito nel mio ufficio, intimò la Pergolesi, dandosi subito della stupida, perché si stava comportando come una banale pedina della catena di comando che a cascata faceva rimbalzare da anello in anello il rimbrotto ricevuto. Scusi il tono, Brunetti, ma abbiamo un problema. È serio. O tra noi c'è una talpa che va in giro a raccontare in che direzione ci muoviamo, oppure siamo incapaci di svolgere indagini, visto che in un batter di ciglia tutto si viene a sapere. Mi ha chiamata De Feo, decisamente alterato, perché dagli ambienti vaticani ha saputo delle nostre ricerche sul passato di Monsignor Castaldo. Mi spiega com'è possibile? Lei a chi si è rivolto per avere informazioni? Commissario, mi scusi, ma sta scoprendo l'acqua calda. Non sa che i preti sono come i carabinieri? Sono presenti ovunque, hanno orecchie ovunque, hanno amici degli amici ovunque. Io mi sono mosso soltanto attraverso mia moglie, che fa la cuoca per l'asilo, e tutto lo staff della diocesi, ma è ovvio che se lei ha fatto qualche domanda qua e là, seppur posta in maniera casuale, avrà fatto rizzare le antenne a qualcuno. Sanno tutti che è la moglie di uno sbirro. Comunque questo è molto, molto positivo. Rispose un compiaciuto Brunetti che, avendo ormai imparato a conoscere il suo capo, aveva scelto con grande intelligenza l'esordio della sua risposta, chiamandola commissario al maschile, come piaceva alla Pergolesi. Trova positivo che il questore mi abbia strapazzato e preannunciato una sanzione disciplinare? Ma è matto Brunetti? E meno male che siamo a Spoleto e non a Gubbio, ironizzò la Pergolesi, avendo presto imparato a conoscere le tante leggende regionali che volevano Gubbio come la città dei matti. Ma no, che non sono matto. Intendo dire che il fatto che vogliono subito fermarci sta a significare che abbiamo imboccato la direzione giusta. Se il vescovo è tranquillo e con la coscienza a posto, perché teme i nostri approfondimenti? Significa che ha qualcosa da nascondere, oppure qualcuno da proteggere, concluse il commissario. Perché non dobbiamo fossilizzarci solo sulla sua persona, caro il mio Brunetti. Dobbiamo scavare in tutto l'ambiente della diocesi, ma per cortesia, muoviamoci con ancora più tatto. Preferirei evitare che la mia prima sede di servizio e il mio primo caso giudiziario si trasformino anche nella mia prima punizione. Non vorrei accumulare troppi primati tutti insieme. È possibile che mi becco una scomunica adesso? No, ma il vescovo tanto sta Vittorio. No, però, ripeto, è uno dei tanti filoni, poi bisogna vedere... Poi, se volete vedere come va a finire, che filone c'è, abbiamo Riccardo laggiù, che poi i libri sono a disposizione, okay. Giusto? Ok. Ma direi di concludere. Assolutamente.
assolutamente, se no abusiamo della pazienza di chi è venuto e che ringrazio ancora per la loro presenza. E se poi qualcuno vuole fare una domanda, guarda, ma tanto abbiamo la... Oh! Sì. Loro sono uno spettacolo. Sindaco, ci stiamo organizzando e abbiamo i lettori a noleggio. No, grazie, e chiedo proprio un applauso a Martina e Damiano. Marina, Chiedo scusa, Marina, Alberto. Vi chiedo ancora qualche secondo e grazie a Sonia perché è preziosa per il progetto Parole di un bicchiere, grazie alle autorità. Sindaco, io colgo il tuo spunto di prima per non chiamare festa della donna e la chiamiamo ricorrenza giornaliera del rispetto della donna. La Proloco ovviamente ha fatto un pensiero per le donne presenti, quindi se ci consentite abbiamo delle mimose, un simbolo proprio della giornata di oggi. Grazie alla dottoressa Rita Cascella che Grazie a voi. Invito veramente, in fondo abbiamo la collaborazione con Riccardo della libreria Tra le righe di Conegliano per l'acquisto del libro e credo magari che la dottoressa possa anche firmarvi qualche copia. Quindi, per chi vorrà, con piacere, ci mancherebbe. Grazie, grazie ancora, grazie, veramente, grazie. Okay. Grazie. Sindaco, Marina, e approfitto la nostra vicepresidente della Proloco che oggi compie anche gli anni, e allora, alla auguri. Lucina, tanti auguri. Per concludere, in fondo alla sala avremo adesso un brindisi offerto dalla cantina I Bamboi che appunto ci appoggia su questo progetto in questa serata. Dal 3 maggio partirà il progetto della rassegna Parole in un bicchiere che andrà appunto nel mese di maggio con 7 appuntamenti. Nei social ci seguite e daremo tutti appunto i prossimi appuntamenti. Grazie a tutti per la presenza e vi auguro una buona serata. Grazie.